Venezia merita un'attenzione particolare, è evidente a tutti. Dopo il premier Renzi a Treviso, tappa veneziana per Dario Franceschini, titolare del nuovo Ministero unificato di Cultura e Turismo. L'esponente del governo ha incontrato il sindaco Orsoni, al quale ha anche portato il no dell'esecutivo al transito delle grandi navi in bacino di San Marco. La questione rimane aperta e non ci si può rassegnare al fatto che dei giganti di quelle dimensioni passino proprio lì, ha detto Franceschini. A Venezia il ministro ha incontrato gli operatori nazionali del turismo congressuale, riuniti da Federturismo, Confindustria alla Marittima. Da tutto il mondo verrebbero volentieri in Italia a fare un congresso, piccolo o grande, perché da tutto il mondo vorrebbero venire in Italia. E magari se ci vengono per un'occasione di lavoro ci vengono ancora più volentieri, e ci vengono nonostante noi siamo in ritardo enorme in quanto a promozione, strutture. Turismo, primo settore economico in Italia, arte e cultura, prime perle del nostro paese. Gli operatori del settore turistico hanno presentato al Ministro una lista di suggerimenti. Lo facciamo, hanno detto, per il bene del turismo e dell'occupazione. Bisogna considerare che il nostro è un settore che dà lavoro a donne, dà lavoro a giovani, dà lavoro a fasce disagiate di popolazione, e quindi dateci una mano a dare lavoro a queste persone, dateci una mano ad assumere. La visita di Franceschini è poi proseguita a Palmanova, dove sono in corso i lavori di pulizia delle mura della città. Qui il ministro ha avuto un malore durante la visita a una mostra fotografica. Poco prima si era esibito a fianco di un gruppo di sbandieratori. Gli è stato controllato il battito, quindi è stato portato all'ospedale di Palmanova. Verso le 17 è stato trasferito a quello di Udine per accertamenti. Il suo portavoce ha detto che le condizioni di Dario Franceschini sono ottime.